Sei morto, messaggio recapitato all'assessore regionale all'ambiente Giampaolo Bottaccini in una busta anonima, il riferimento alla richiesta di misure contro i roghi dei rifiuti. Lui replica: vado avanti senza se e senza ma. Una vigilanza speciale per il sindaco di Cairano San Marco l'ha deciso la prefettura di Treviso dopo il violento pestaggio subito dal primo cittadino da parte di 3 nomadi ai quali aveva intimato di andarsene. Crisi di governo a Palazzo Chigi, lo scontro tra chi vuole subito le elezioni e chi pensa a un esecutivo di scopo. Il governatore Zaia no ai governicchi, il presidente di Confindustria Veneto serve l'autonomia. In queste ore il ritorno del maltempo e l'allerta gialla, prevista inizialmente solo in montagna, viene estesa anche in pianura fino a mercoledì. Villorba sconvolta per la morte della 12enne Maria Vittoria Salvadori, stroncata da uno shock anafilattico dopo una serata in pizzeria a Spresiano. Ciclista veneziano ferito in modo serio a causa di uno scontro con un cinghiale avvenuto mentre pedalava sulla sua bicicletta sui colli euganei. Gara di pesca sportiva a Campo Croce di Borso del Grappa, protagonisti dei ragazzi speciali che hanno passato una giornata indimenticabile. Buonasera, ben ritrovati in diretta, edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3. Parliamo subito del messaggio recapitato all'assessore regionale all'ambiente Giampaolo Bottaccin, delle minacce in busta anonima, all'interno anche un articolo di giornale nel quale l'esponente della giunta chiedeva misure contro i roghi dei rifiuti. Lui è sereno, vado avanti senza se e senza ma, dice. Due semplici parole, ma le più terribili che si possano immaginare. Sei morto. Un biglietto anonimo che si trasforma nella minaccia peggiore all'interno di una busta recapitata nella cassetta postale dell'abitazione trevigiana dell'assessore regionale all'ambiente Giampaolo Bottaccin. L'ho trovata nei giorni scorsi, questa mattina ho fatto la denuncia ai carabinieri che si occuperanno appunto delle indagini. In ogni caso, sì. Io vado avanti come ho sempre fatto fino adesso. Il tema è di quelli che scottano in tutti i sensi, i troppi roghi negli stabilimenti di smaltimento rifiuti del Veneto, gli ecoreati diventati una spina nel fianco evidente in una regione che deve fare i conti con i tentacoli della criminalità organizzata. In un articolo datato 13 gennaio scorso sul Gazzettino, Bottaccin raccontava di aver mandato ai 571 sindaci veneti una lettera per chiedere loro di dotarsi di videosorveglianza contro i roghi per prevenire questi episodi. E proprio una copia dell'articolo si trovava nella busta con le minacce di morte. Messaggio chiarissimo. Su quella iniziativa, come su tutte le altre, noi comunque continuiamo ad andare avanti senza alcun dubbio. Massima fiducia ovviamente nelle forze dell'ordine, con le quali collaboriamo anche nel contrasto degli illeciti di rifiuti, e quindi insomma andiamo avanti. Indagine a tutto campo dei carabinieri per arrivare all'origine della missiva. Amministratori nel mirino, una situazione non facile di questi tempi. È un momento difficile anche perché c'è un clima nei confronti degli amministratori piuttosto non sereno. Sembra che qualcuno ha nel suo immaginario che gli amministratori siano mezzi delinquenti, invece forse gli amministratori o almeno la gran parte di essi non lo sono, ma stanno dalla parte dei cittadini onesti. Ma Bottaccin ribadisce quello che già aveva scritto sul suo profilo Facebook come primo commento alla vicenda: si va avanti senza se e senza ma. Siamo stati eletti per questo e noi continuiamo ad andare avanti. A volte è difficile, però insomma io credo che sia nostro dovere, quindi continuiamo nella nostra strada. Abbiamo sentito anche riferimento nelle parole dell'assessore Bottaccin. Parliamo di un altro amministratore nel mirino dopo la paura, tanta rabbia naturalmente da parte del sindaco di Cairano San Marco Gianni Precoma, pestato a sangue da un gruppo di nomadi. È ancora sotto shock ma non intende mollare, devono pagare per quello che hanno fatto. E ha avuto paura di morire? Ci sono stati degli istanti, sì, dico la verità, ho avuto un po' paura di morire. Sì. È ancora, immagino, sotto shock per tutto quello che è avvenuto? Un po' sì perché non mi era mai capitato una cosa del genere. Perché... La voce si incrina, le parole si smorzano in gola, ma è un attimo perché il sindaco, picchiato a sangue da un gruppo di nomadi, intende andare fino in fondo. Non ho assolutamente paura né di intimidazioni né di altre cose, questi devono pagare per quello che hanno fatto. E la prefettura questa mattina ha disposto in via precauzionale misure di vigilanza a tutela del sindaco. Insomma, il primo cittadino sarà tenuto sotto controllo per evitare eventuali ritorsioni. Gianni Precoma poi torna a ripercorrere quei drammatici momenti
20 quando è andato in via dell'Artigianato per convincerli a spostarsi. Prima gli hanno scagliato contro una moca mandando in frantumi il vetro della sua auto, poi quando lui ha chiamato i carabinieri lo hanno picchiato. Quando mi hanno allentato la presa mi ha detto adesso vado in camper, prendo il fucile e l'ammazzo, adesso prendo l'ufficiale e l'ammazzo. In quel momento lì ho avuto il coraggio di montare su in macchina e scappare, però il momento che ho avuto più paura è stato proprio quando mi stava picchiando. Questo non si fermava nonostante vedesse che stavo perdendo molto sangue. Tutto era partito venerdì sera quando il sindaco, su segnalazione dei cittadini, era venuto proprio qui dove i nomadi si erano sistemati, avevano sganciato queste transenne ed erano entrati, si erano sistemati lì in fondo. Il sindaco era venuto qui per farli spostare e loro si sono spostati di circa 200 metri in linea d'aria, finendo nella zona dove poi è avvenuta l'aggressione. Cittadini davvero esasperati, alcuni hanno lanciato l'idea di azioni punitive. Molti cittadini mi hanno fermato, mi fermano per strada per dirmi che la prossima volta devo venire con loro oppure addirittura formare delle squadre punitive, ma io sono partito proprio subito a dire di no, non si fanno queste cose. Nel mio comune non voglio essere giustizialisti, non voglio che siano squadroni di giustizialismi. Ho detto che la giustizia, ci sono delle persone, delle autorità proposte, dovranno far loro. Si unirà ad altri sindaci per fare qualcosa? Ci sono gli altri sindaci che vogliono fare anche una specie di mozione, a presentare un ordine del giorno al Consiglio Comunale per fare. Adesso vedremo cosa si può fare, si stanno attivando, sicuramente sì. È che noi come sindaci, le ripeto, siamo un po' limitati, noi dobbiamo rispettare le leggi europee, nazionali, regionali, se ce ne sono altre ancora. Il ministro Salvini ha scritto al sindaco che andrà presto a Cairano. Il ministro, a me fa sempre piacere vederlo, cioè che venga a Cairano mi farebbe altro che piacere, però diciamo che i problemi si risolvono a Roma, non a Cairano di San Marco. Queste cose qui dobbiamo risolvere a Roma. Solidarietà naturalmente al sindaco di Cairano da più parti. Sentiamo il commento del presidente del Veneto Zaia. Ma guardi, c'è mano pesante nell'applicare la legge senza se e senza ma. Non è possibile che un pubblico amministratore, un sindaco, chiede di applicare la legge, cioè intima uno sgombero, va lì, va a discutere peraltro, no? E si ritrova in ospedale con il viso fracassato. Quindi tutta la mia solidarietà al sindaco Precoma, e dico anche che spero che il magistrato applichi la legge con severità, perché è assurdo quello che è accaduto. E il governatore Zaia è intervenuto oggi naturalmente anche sulla crisi di governo, al voto subito, dice, per assicurare al Paese un governo stabile, non ha dubbi quindi su come si debba risolvere questa crisi. Se si fa un governicchio sarebbe veramente tragica perché ci sono i numeri per garantire al Paese un governo stabile. È una crisi di cui è difficile prevedere gli sviluppi, quella del governo Conte, in un quadro politico diviso tra chi chiede l'immediato ritorno alle urne, come Fratelli d'Italia e soprattutto la Lega, che sta sondando la disponibilità di Forza Italia in vista delle elezioni, e chi preferirebbe un governo di scopo. Il Movimento 5 Stelle, tramite Beppe Grillo, sonda la disponibilità di un partito democratico che con Zingaretti declina l'invito, ma le cui divisioni interne paiono oramai mature per la scissione dei renziani, che confluirebbero in un nuovo soggetto politico di cui sarebbe già pronto anche il nome, Azione Civile. Lo sviluppo della crisi appare incerto anche come tempistiche. Sul piatto c'è la votazione in aula della mozione di sfiducia presentata dalla Lega al Premier Conte. Io ho massima fiducia nel Presidente Mattarella, è lui poi garante della Costituzione, però è pur vero che se si va subito al voto, ed è esattamente quello che io penso e che chiediamo, riusciamo ad avere il nuovo governo alla volta di fine ottobre e primi di novembre, ed è questo l'obiettivo. Trascinare questa agonia con governicchi e soluzioni roccambolesche vorrebbe dire semplicemente non dare all'Italia un governo stabile, solido e che fa le cose. L'incertezza che viceversa ha caratterizzato l'azione di questo governo ha avuto, secondo Zaia, più di una ripercussione in Veneto. Non posso non rilevare come governatore del Veneto che ci hanno lasciati soli sulla Pedemontana, se oggi è sbloccata è grazie a noi, che ci hanno lasciati soli sulla TAV. Queste sono due opere, TAV e Pedemontana, che i veneti vogliono, non serve neanche fare un referendum. Ci hanno lasciati letteralmente soli sulle Olimpiadi, vi ricordo la posizione dei 5 Stelle sulle Olimpiadi, non vi dico dell'autonomia perché è sotto gli occhi di tutti quanto freno a mano si sia tirato, e tutto il resto.
Una rottura ci voleva, basta proclami, liti, continui rimpalli. Vogliamo un governo che vada in un'unica direzione, vogliamo essere governati da chi mette l'impresa al centro, vogliamo fatti. Questo l'appello del numero 1 di Confindustria Veneto, Matteo Zoppas, che continua: una rottura degli schemi era necessaria, Matteo Salvini si è preso questa responsabilità, ora vediamo dove ci porterà. Di certo non sarò io a suggerire alternative, tocca al Parlamento e al Capo dello Stato Mattarella. Io dico solo che dell'immobilismo di questo governo eravamo stanchi. Il Veneto, il Nord, gli imprenditori auspicano infine che si facciano l'autonomia, si vada avanti con le infrastrutture, la TAV in primis, si abbassi finalmente il cuneo fiscale. E ora torniamo sul tema dell'aumento degli affitti IATER. Andiamo a Treviso. Oggi in municipio consegnate le firme raccolte dai residenti del quartiere di Sant'Abona per chiedere una sospensione temporanea del nuovo regolamento in attesa che venga modificato così da non penalizzare le fasce più deboli. Aumento dei canoni delle case ATER, mentre dalla Regione è arrivata comunicazione ai comuni della costituzione in ciascuna provincia dei nuclei territoriali di analisi delle conseguenze effettive dell'applicazione delle nuove norme, il Comitato Spontaneo dei Cittadini di Sant'Abona ha consegnato al sindaco Mario Conte la petizione con la quale si chiede la sospensiva del nuovo regolamento in attesa di adeguati correttivi. Circa 250 firme di persone che hanno sottoscritto questa richiesta di sospensiva e successiva modifica del regolamento regionale che tenga conto di particolari punti, per esempio lo scorporo dal reddito ISEE di quelle che sono le entrate derivanti dal TFR o da pensioni di invalidità civile o da risarcimenti assicurativi, pensioni sociali e quant'altro. Insieme all'ex consigliere comunale Renosto anche inquilini che vivono il problema sulla propria pelle, come Roberto Speciali, che si è visto più che raddoppiare l'affitto per chi in banca ha 48.000 euro frutto di TFR, risparmi e una piccola eredità. Lei ha portato il suo esempio direttamente al sindaco, no? Un aumento consistente. Ok, sì, da 180 a 474. Lei da quanto abita in un alloggio ATER? Da 32 anni. E ha un ISEE che non supera i famosi 20.000 euro. No, praticamente io arrivo a 19.980 esattamente con una pensione italiana, una pensione estera e un'integrazione estera alla pensione. Particolari cautele il Comitato le chiede per gli over 75. Perché nel momento in cui si spostano le persone da una casa dove hanno passato un'intera vita e quindi dentro a quelle mura ci sono particolari ricordi legati al marito, al figlio, eccetera, diciamo lo spostamento può creare dei disagi, delle patologie anche in queste persone, soprattutto anziani, che possono avere anche degli esiti infausti in breve termine, quindi possono cadere in depressione. Quindi particolare attenzione soprattutto agli anziani, che sono per noi le fasce più deboli. C'è una nuova allerta maltempo, nelle prossime ore in arrivo temporali e piogge anche in pianura e in particolare nel Vicentino, intanto il caldo afoso ha messo a dura prova le colture e gli allevamenti. Questa 2019 senz'altro un'estate anomala, con temperature elevate, molte volte al di sopra della media, con anche un elevato grado di umidità e con inevitabili effetti sulla popolazione. In questi giorni sono stati molti anziani, ma anche giovani, a ricorrere alle prestazioni del pronto soccorso dell'ospedale San Bortolo di Vicenza, oltre 200 gli accessi in questi ultimi giorni. Caldo torrido che sta mettendo a dura prova l'agricoltura e gli allevamenti, colpi di calore e stress idrico per le piante che ha portato alla difficile crescita dei frutti, bruciato gli ortaggi e danneggiato i cereali. Cala la produzione del latte nelle stalle e le galline fanno meno uova. Caldo che si alterna però a continue allerte meteo, violenti temporali, in alcuni casi delle vere bombe d'acqua, come è accaduto a Piovene Rocchette e Noventa Vicentina, piogge che hanno allagato scantinati, taverne e trasformato le strade in torrenti, mentre il vento ha sradicato alberi. Dopo l'ennesima ondata di calore, l'allerta meteo torna a riproporsi anche nelle prossime ore. L'anticiclone, il promontorio che ha provocato questa situazione, si attenua, non fa più affluire aria calda, ne approfitta subito una discesa di aria relativamente più fresca e non fredda certamente. Ecco, la convergenza di queste due masse d'aria potrà provocare qualche fenomeno di instabilità. Diciamo subito che sarà più probabile domani sui rilievi del Vicentino. Vicenza anche potrà essere, la pianura potrà essere interessata. Massima attenzione anche in città Vicenza, onde evitare situazioni problematiche.
La principale, diciamo così, richiesta che facciamo ai cittadini è quella di prestare molta attenzione soprattutto alla rete secondaria, quindi anche ai fossati. Non è un problema chiaramente di fiumi in questo caso, ma di vere e proprie bombe d'acqua che in questo periodo causano diversi problemi, soprattutto alle cose, agli scantinati, quindi massima attenzione ai cittadini. Sarà un'ondata di maltempo veloce che ci fa ben sperare in un ritorno di temperature più consone. Dopodomani già è previsto per tutte le nostre zone un cielo in prevalenza sereno, con temperature però che si riassesteranno su valori più normali, al di sotto addirittura della media, quindi valori massimi intorno a 25, 26, 27 gradi. Nel Trevigiano, Villorba e Spresiano, 2 comunità sconvolte per la morte della 12enne Maria Vittoria Salvadori, stroncata da uno shock anafilattico. Di attacchi ne aveva avuti tanti, difficile se non impossibile non incorrere in episodi simili essendo allergica alle proteine del latte anche solo respirandole. Il papà e la mamma hanno sperato fino all'ultimo che se la cavasse anche questa volta e invece Maria Vittoria Salvadori è morta venerdì sera senza che le 2 iniezioni di adrenalina facessero effetto né i tentativi di rianimazione da parte dei paramedici del SUEM. Villorba e Spresiano, 2 comunità sconvolte per l'improvvisa prematura morte della 12enne che si è sentita male durante una banale serata in pizzeria con la sorella e i cuginetti. Eppure lei, consapevole del suo stato, era molto attenta a quello che mangiava, ma, racconta il papà, era sufficiente toccare del formaggio e non lavarsi bene le mani perché il cibo di Maria Vittoria diventasse per lei un pericolo. Lo shock anafilattico questa volta è stato fatale alla piccola, i cui funerali potrebbero svolgersi già mercoledì mattina nella chiesa di Visnadello. Maria Vittoria, che frequentava le scuole medie alle Martini di Treviso e si sarebbe iscritta all'Istituto Palladio, lascia il papà Mauro Salvadori, titolare dell'azienda Futurarea, la mamma Lina e la sorella. Una notizia da poco battuta dalle agenzie è quella di uno scout 17enne residente a Treviso che è rimasto ferito alla testa oggi dopo essere stato colpito da un sasso che si è staccato da una parete rocciosa in Cadore. Ha riportato una ferita fortunatamente non grave, mentre i compagni lo aiutavano a raggiungere la strada. In zona sono stati inviati anche gli uomini del soccorso alpino per un eventuale supporto all'ambulanza inviata da Lorenzago. Lo scout appunto è stato medicato e sistemato sulla barella e infine trasportato al pronto soccorso di Auronzo. Ora ci fermiamo per qualche istante, ritorniamo con molte altre notizie di cronaca tra pochissimo. Di nuovo in diretta, edizione regionale dei telegiornali di Antenna 3, parliamo ora del caso del ciclista veneziano rimasto ferito in modo serio a causa di uno scontro, pensate, con un cinghiale avvenuto mentre pedalava sui colli euganei. Bloccato a letto per 1 mese e mezzo a causa di un cinghiale. È lo scotto che un ciclista veneziano ha dovuto pagare per aver fatto una banale pedalata sui colli euganei, dove il problema dei cinghiali si sta facendo sempre più pesante. L'incidente è avvenuto qualche giorno fa a Castelnuovo di Teolo, una delle zone più amate dai ciclisti di tutto il Veneto per la varietà di percorsi e soprattutto per l'aria buona che si può respirare alle pendici del Monte Venda. Il cicloamatore di Vigonovo, che ha 41 anni, era in compagnia di un gruppo di amici e stava scendendo verso il paese di Torreglia sulla provinciale 43. Nella zona delle trattorie e degli agriturismi. Improvvisamente gli si è parato davanti un cinghiale e il ciclista non ha neanche avuto il tempo di frenare. L'impatto è stato inevitabile e violentissimo, ma non per l'animale, che ha proseguito la sua corsa verso il bosco che confina con la provinciale. Non è andato altrettanto bene al cicloamatore, che è caduto a terra ed è finito contro il guardrail sotto gli occhi dei compagni di gita. Il 41enne non riusciva ad alzarsi in piedi ed è stato soccorso dagli amici, che hanno chiamato il 118. È stato portato d'urgenza al Policlinico di Abano, dove gli sono state riscontrate fratture multiple e altre botte giudicate guaribili in 45 giorni. È stato anche sottoposto a un intervento chirurgico di riduzione della frattura scomposta al malleolo, con l'inserimento di una placca e delle viti, mentre per le altre lesioni si è deciso il trattamento conservativo. Ora il malcapitato annuncia battaglia, ma la trafila per i risarcimenti di questi infortuni è molto lunga e complessa. Quella dei cinghiali sui colli euganei è infatti una situazione che da tempo sta colpendo in modo drammatico l'agricoltura, ma a questo punto sono in molti a pensare che si tratti anche di un problema di incolumità di ciclisti e amanti delle passeggiate. Multa da 5.000 euro per aver somministrato una bibita e aver chiesto un corrispettivo di 2,50 euro nel suo locale, per il quale da circa 2 anni ha chiesto la sospensione della licenza. È accaduto a Praderadego di Mel. Nel momento che avevo sospeso ho fatto un'infrazione,
Però qui non c'è niente. Pensavo di fare un favore a un ciclista caldato alle 6:30 di sera. Tutto per una Coca-Cola somministrata a un ciclista caldato dietro un corrispettivo di 2,50 €, all'apparenza tutto regolare. Peccato però che quella bibita non poteva essere venduta perché il locale non ha la licenza e che il ciclista era un vigile urbano in servizio. Il risultato? Una multa da 5.000 € come da legge regionale 29 da decreto sui pubblici esercizi. Amareggiato il titolare che, pur ammettendo l'illecito commesso dalla madre, ritiene che l'importo sia esagerato. Siamo a Praderadico di Mele, l'attività, meglio l'ex attività sanzionata è il ristorante I Faggi. È qui che la sera del 5 agosto avviene il misfatto contestato. Che il locale fosse in gergo tecnico attenzionato dalla polizia locale pare cosa certa, dato che dal comando si parla di un'attività più ampia. La sera del 5 agosto scorso la mamma del titolare era dietro il bancone del bar-ristorante per il quale il figlio ha chiesto la sospensione della licenza per le annualità 2018 e 2019. Il bar perciò è ufficialmente chiuso, ma la donna vi si sta intrattenendo con 2 cari amici a cui ha offerto 2 bicchieri di rosso. La porta aperta invita un ciclista a entrare e a chiedere un bicchiere d'acqua, subito dopo una Coca-Cola. Raffaella da Canal offre il bicchiere d'acqua e chiede per la bibita 2,50 € che l'uomo paga regolarmente. 2 giorni dopo, al 22 di Praderadico, arriva la notifica del verbale firmato dal vigile ciclista e oggi a Raffaella da Canal, con oltre 50 anni di lavoro alle spalle, quella multa appare una beffa. Non è che mi risolva il problema i 2,50 €. Dopo 52 anni di attività non aver mai preso una denuncia, un verbale, né niente, né della finanza né dei vigili sanitari. Contro la sanzione il titolare ha 30 giorni di tempo per fare ricorso, anche se sembra impossibile che ci si possa sottrarre alla legge. Non c'è discrezionalità, è stata svolta attività di somministrazione in assenza di requisiti, ci ha detto il comandante della polizia locale di Borgo Valbelluna. E riguardo all'aggressione al sindaco di Cairano di cui vi abbiamo parlato poco fa, è di qualche istante fa la notizia che i carabinieri della stazione di Montebelluna hanno denunciato per lesioni personali aggravate, danneggiamento e minaccia 3 componenti della famiglia Rom che ha aggredito appunto il primo cittadino di Cairano. Parliamo ora della gara di pesca sportiva a Campocroce di Borso del Grappa, protagonisti dei ragazzi speciali. La società di pesca Andolfato ha organizzato la giornata di avvio alla pesca per i ragazzi e ragazze diversamente abili. La giornata è trascorsa tranquillamente ed in allegria. Sono stati premiati tutti i partecipanti. Obiettivo divertirsi, e così è stato per i tanti ragazzi disabili che hanno partecipato alla manifestazione organizzata dalla società pescatori sportivi Andolfatto. Armati di canna, appositi ami senza ardiglione per non ferire le bestiole ed esche, si sono cimentati in una gara all'ultimo pesce rosso, dando prova di grande forza di volontà e spirito competitivo, con un'attenzione particolare anche agli stessi animali che, una volta pescati e conteggiati, venivano ributtati in acqua. Appuntamento allo stagno di Campocroce a Borso, dove protagonisti sono stati questi speciali pescatori accompagnati dai genitori, che hanno vissuto un'esperienza unica all'aria aperta in un clima di totale serenità, portando a casa, come ricordo, un attestato di partecipazione e soprattutto la soddisfazione di un nuovo traguardo raggiunto e di una nuova esperienza vissuta in compagnia. Si parlerà invece del Ferragosto alle porte nella puntata di questa sera di 20:10, subito dopo i nostri telegiornali. Ospite in studio Federico Canera, assessore al turismo della Regione Veneto. È tutto per questa sera, io vi ringrazio per essere stati con noi e vi lascio alle previsioni del tempo per domani. Arrivederci. Benvenuti al Meteo. Anticiclone sempre presente sul nostro territorio, il tempo si manterrà dunque buono. Vediamo il dettaglio di martedì 13 agosto. Sul Veneto prevalenza di sole con cielo al massimo poco nuvoloso. Qualche acquazzone tuttavia sarà possibile al pomeriggio sui monti bellunesi e fin verso le pianure veronesi e vicentine. Temperature invariate, minime tra 21 e 24 gradi, massime tra 29 e 35 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia e Giulia, dove sarà soleggiato dappertutto, ma con qualche temporale pomeridiano sui rilievi pordenonesi e udinesi. Temperature minime tra 22 e 26 gradi, le massime oscilleranno invece tra i 29 e i 31 gradi circa.
Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, dove il tempo risulterà spiccatamente instabile, con alternanza di pause più asciutte e soleggiate ad altre maggiormente temporalesche. Temperature minime tra 20 e 21 gradi, massime sui 31 gradi. Dal meteo per ora è tutto, io vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.